Farnesina segue da vicino il caso dell'architetto padovano scomparso da una ventina di giorni in Burkina Faso. Il giovane professionista era in Centro Africa per fare volontariato. Si accende una sigaretta in auto senza accorgersi che nell'abitacolo c'era una lieve fuga di gas metano. 31enne di Martellago avvolto dalle fiamme, l'incidente a Castelfranco. Rapina l'Insa di San Donà armato di taglierino, ma viene fermato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un pregiudicato lombardo di 31 anni, senza fissa dimora. Ore d'ansia nel Bellunese per le sorti di un podista di 58 anni uscito ieri mattina dalla sua casa di vacanza sul Colle del Nevegale, scomparso nel nulla, mobilitata la macchina dei soccorsi. Sono circa un centinaio bidegli a rischio perché non sarebbe possibile verificarne i titoli dichiarati all'atto dell'assunzione a tempo determinato nelle scuole del Veneto. Ieri il primo licenziamento nel porto gruarese. 5 rapine in 10 giorni nella Marca trevigiana, il caso all'attenzione del prefetto Laganà che convoca il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Fa discutere la nuova ordinanza del sindaco Conte sui pane e vin, riviste le limitazioni che erano state inserite nella precedente amministrazione per ridurre l'inquinamento atmosferico. È una tradizione che va rispettata, dice il primo cittadino. E buongiorno a tutti, primo appuntamento con l'informazione regionale di Antenna 3 Nord-Est. Avete sentito dai nostri titoli, apriamo ancora con gli aggiornamenti sulla scomparsa dell'architetto padovano di 30 anni in viaggio in auto in Africa, in Centro Africa, dove era sceso con la sua compagna per un'opera di volontariato. Al telefono c'è il collega Filippo Fois della redazione padovana, sentiamo da lui se ci sono aggiornamenti nella giornata di oggi, dicendovi naturalmente che c'è la Farnesina che sta seguendo da vicino l'intera situazione, l'intera vicenda. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno da Padova. Purtroppo ancora nessuna notizia di Luca Tacchetto, il 28enne di Vigonza, del quale non si hanno più notizie da circa 3 settimane. Come sapete, il giovane era in viaggio in Africa ed è scomparso assieme ad una cittadina canadese mentre si trovava in Burkina Faso. Entrambi erano diretti in Togo, che avrebbero raggiunto in automobile dall'Italia. L'allarme è stato lanciato da una coppia che avrebbe dovuto ospitarli a cena nella capitale del Burkina Faso, un appuntamento al quale non si sono mai presentati. Come vi abbiamo raccontato, sono ore di angosciante attesa per la famiglia Tacchetto, che tra l'altro oltre ai canali istituzionali ha attivato i propri contatti nello Stato africano. L'ultimo messaggio è arrivato al padre Luca, che è stato sindaco di Vigonza dal 2007 al 2017 da parte del figlio, e datato 15 dicembre, era una fotografia con un selfie di gruppo in un villaggio. Per quello che riguarda la Farnesina, ha fatto sapere ufficialmente come il Burkina Faso non ha un'ambasciata, e l'ambasciata competente è quella della Costa d'Avorio, la quale sta seguendo con attenzione il caso e si è attivata immediatamente con le autorità locali per avviare le ricerche. Naturalmente la Farnesina sta tenendo uno stretto contatto con i familiari del giovane per fornire informazioni aggiornate, oltre ad ogni altra possibile assistenza. Per ora da Padova è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo. Allora Filippo Fois parlava della famiglia del giovane professionista di Luca Tacchetto. Abbiamo sentito che è il figlio dell'ex sindaco di Vigonza che avevamo raggiunto ieri telefonicamente. Sentiamolo ancora. No, non ci sono novità e noi abbiamo naturalmente anche contattato tanta gente, conosciamo operatori sociali, organizzazioni, eccetera, che ci stanno dando una mano per vedere, che operano in Burkina e che parlano in burkinese o in francese, però non ci sono notizie. 30 anni, architetto, primo dei 4 figli di Nunzio Tacchetto, ex sindaco di Vigonza. Luca Tacchetto era partito il 20 novembre in auto per il Togo. Avrebbe potuto andarci in aereo, ma ha detto ai suoi di voler vedere l'Africa da vicino. Superata Gibilterra, Marocco, Mauritania, Sahara occidentale, Mali, Burkina. Qui doveva fare le pratiche per il visto per il Togo, ma dal 15 dicembre di lui e di Edith, sua compagna di viaggio, conosciuta 2 anni fa, quando lavorò in Canada, non ci sono più notizie. Luca Tacchetto, architetto e viaggiatore per lavoro, per curiosità e per generosità. Ho conosciuto delle persone che hanno questo progetto lì in Togo e si è entusiasticamente
messo a disposizione per i mesi di gennaio e febbraio. I suoi familiari sperano che tutto questo sia un brutto sogno e che se lo troveranno davanti all'improvviso. L'attesa ci logora. Ora la cronaca di questa notte, un 19enne gravissimo, un coetaneo è ferito ma non in pericolo di vita, il pesante bilancio di un incidente stradale nella notte a Valdobbiadene, poco prima delle 2 in via Foscolo. L'auto su cui viaggiavano i 2 ragazzi di origini bosniache residenti a Valdobbiadene si è schiantata contro un muretto a bordo strada, feriti entrambi gli occupanti del mezzo, ad avere la peggio il giovane trasportato poi dal 118 all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverato in riservata. Meno grave l'amico che è stato trasportato a Montebelluna. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per accertare la dinamica dell'incidente. E paura nella notte per un 31enne rimasto ustionato all'interno della sua auto a Castelfranco Veneto. Ci racconta tutto Lina Paronetto. Avvolto dalle fiamme nell'esatto momento in cui, salito in macchina, si è acceso una sigaretta. Sono stati attimi di terrore nella notte per un 31enne di Martellago, nel veneziano, che si trovava a Castelfranco Veneto. Poco prima delle 4 è salito nella sua auto, una Volkswagen Golf alimentata a metano. Per un guasto della vettura, nell'abitacolo si era sprigionato del gas. Quando il 31enne ha acceso la sigaretta è rimasto avvolto dalle fiamme. L'episodio in via Preti, a ridosso del centro storico della città murata. Sono stati i vigili del fuoco subito intervenuti sul posto a mettere in sicurezza la vettura e a chiarire le cause della fiammata, mentre il malcapitato automobilista è stato soccorso dai sanitari del SUEN 118 che lo hanno trasportato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova con lesioni di secondo grado al volto. Le sue condizioni non sono giudicate comunque preoccupanti. Sull'episodio hanno effettuato le verifiche del caso anche i carabinieri. I carabinieri di San Donà di Piave invece hanno fermato il presunto autore della rapina di ieri al supermercato Ins in via Noventa a San Donà di Piave. Per saperne di più ci colleghiamo con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da San Donà di Piave, dove ieri nel tardo pomeriggio un uomo ha messo a segno una rapina nel supermercato Ins di via Noventa. È entrato a volto scoperto, armato di un taglierino, e ha minacciato la cassiera per farsi consegnare l'incasso. La donna ha cercato in qualche modo di opporsi, ma a quel punto il malvivente ha estratto la lama, riuscendo a portarsi via 450 euro. Nessuno comunque è rimasto ferito. È stato immediato poi l'intervento dei carabinieri, che sono stati chiamati dai dipendenti del negozio, e in breve tempo i militari, una volta giunti sul posto e sentite le testimonianze, sono poi riusciti a fermare un sospettato poco distante dal luogo della rapina. Si tratta di un 31enne pregiudicato residente a Mantova, ma di fatto senza fissa dimora. È stato bloccato da una pattuglia non molto lontano proprio dal supermercato, a circa un'ora dalla rapina. Il sospettato, gravato da precedenti penali per rapina e reati contro il patrimonio, aveva 120 euro ritenuti parte del bottino. È stato portato in caserma e riconosciuto dalla vittima, sottoposto a fermo. È anche riuscito a sbarazzarsi probabilmente nel frattempo del taglierino che non aveva con sé e anche di parte del denaro subito dopo il colpo. L'hanno portato in carcere a Venezia in attesa della convalida dell'arresto. Da San Donà di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, buon lavoro. Da ieri in Nevegal, siamo nel Bellunese, si cerca un uomo uscito nella mattinata attorno alle 11 per andare a correre e non rientrato a casa. Riccardo Tacconi ha 58 anni, è milanese, è partito dall'abitazione del villaggio Alpe in Fiore dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia da alcuni giorni e sarebbe dovuto rientrare dopo un'oretta e mezza per poi raggiungere i congiunti sul colle del Visentin. L'uomo con sé non ha il cellulare, alto 1,94 m, di struttura longilinea, capelli brizzolati, porta gli occhiali da vista, indossa pantaloni neri aderenti, un pile rosso, scarpe da ginnastica verde fluo, cappellino scaldacollo e guanti neri. Al momento le ricerche si stanno concentrando a ovest, verso la valle del Cicogna e a Cirvoi, dove una segnalazione lo indicherebbe presente già nella mattinata di ieri. Nelle ricerche sono impegnati gli uomini del
soccorso alpino della provincia di Belluno ma anche delle Prealpi trevigiane, il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina di Auronzo con le unità cinofile e poi i vigili del fuoco. Si stanno muovendo anche i cani molecolari dei carabinieri. È inutile dirvi che chiunque lo avesse visto, incontrato e pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Un intervento del soccorso alpino sulle piccole Dolomiti ai confini tra Vicenza e Trentino. 4 giovani, 2 ragazze e 2 ragazzi sono stati recuperati, in questo caso fortunatamente sani e salvi. Vediamo. Stanno bene i 4 giovani veneti, 2 ragazzi e 2 ragazze, recuperati con un intervento del soccorso alpino trentino nelle piccole Dolomiti, a cavallo tra le province di Vicenza e Trento. I 4 stavano percorrendo un sentiero attrezzato sotto Cima Carega e si trovavano a quota 1800 all'Imbrunire. Quando hanno capito che scendere con il buio sarebbe stato impossibile, hanno allertato il soccorso. I giovani sono stati raggiunti da una squadra di 6 uomini che li ha localizzati attraverso il segnale GPS. I giovani che hanno preferito scegliere la strada della prudenza sono stati riaccompagnati a valle e sono tornati a casa sani e salvi. E purtroppo invece sono definitivamente spente le speranze di ritrovare in vita Henri Kazim, perché il corpo recuperato in un canale a Mira nei giorni scorsi, riaffiorato il 26 di dicembre, è proprio quello di Henri Raphael Kazim, il giovane rugbista di 19 anni, italo-nigeriano, scomparso a fine novembre dopo una lite con i genitori. La conferma è venuta dall'esito dell'esame di comparazione del DNA che è stato eseguito all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Allo stato, in base agli esami finora svolti, la causa della morte è attribuibile ad annegamento senza segni di violenza. Il giovane, me ne avevamo parlato, era una promessa del rugby italiano, era residente a Mira, studiava scienze politiche a Padova e giocava nel rugby Riviera. Malviventi in azione a Saccolongo, colpo da 30.000 euro al postamat di quel comune. Sentiamo tutti i particolari. L'esplosione nel cuore della notte, attorno alle 4, ha svegliato mezzo paese. A saltare in aria lo sportello Postamat di via Colli Euganei a Saccolongo, ed ora è caccia ai malviventi che con l'uso dell'esplosivo sono riusciti a mettere a segno un colpo quantificato sull'ordine dei 30.000 euro. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine alcuni residenti in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Selvazzano Dentro e del Norm di Padova, che per le indagini si stanno avvalendo anche dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Il prefetto di Treviso è preoccupato per la raffica di rapine che è stata registrata nella Marca entro la metà del mese. Per fare il punto della situazione sarà convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a stretto giro per affrontare il nodo rapine. Lo ha preannunciato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà dopo la serie di colpi registrati in tutta la provincia durante le festività natalizie. 5 le rapine nell'arco di una decina di giorni, da quella in gioielleria a Castelfranco Veneto fino all'assalto armato al supermercato di Cornuda. Laganà si è detta preoccupata per i ripetuti episodi. È bene fare un punto della situazione, ma ci tengo a sottolineare che il territorio è e rimane presidiato da tutte le forze preposte a garantire la sicurezza dei cittadini. Di certo, aggiunge, c'è stata un'escalation in questi giorni e bisogna tenere alta la guardia. La riunione del comitato si terrà a breve. I colpi hanno interessato negozi e attività di diverse tipologie, a compierli soggetti spregiudicati o bande organizzate che avevano con tutta probabilità effettuato degli attenti sopralluoghi prima di colpire, elemento questo che rende ancor più inquietante la serie di rapine messe a segno. E ora ci occupiamo del caso dei bidelli in Veneto, dei bidelli provenienti dal sud Italia. Sono almeno un centinaio le figure sulle quali sono in corso accertamenti sui titoli dichiarati all'atto dell'assunzione a tempo determinato nelle scuole della nostra regione. Ma intanto ieri c'è stato il primo licenziamento in una scuola del Porto Gruarese. Una posizione analoga starebbe coinvolgendo un'altra decina di collaboratori scolastici nella sola provincia di Venezia. Per lo più si tratta di lavoratori
provenienti, come detto, dal Sud Italia, nei confronti dei quali l'amministrazione scolastica sta svolgendo accertamenti sulla veridicità dei titoli presentati. Sulle situazioni che non appaiono trasparenti sono state inviate segnalazioni agli uffici giudiziari e gli uffici scolastici stanno per l'appunto invitando a segnalare ogni posizione che appaia poco chiara, poco trasparente. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Rieccoci insieme di nuovo in diretta. Riapriamo parlando di reddito di cittadinanza. Circa la metà della platea dei teorici destinatari del reddito di cittadinanza potrebbe essere composta da persone che lavorano in maniera irregolare, e visto che per l'anno in corso ai beneficiari del reddito di cittadinanza il governo erogherà 6 miliardi di euro, verosimilmente la metà della spesa, pari a circa 3 miliardi di euro, potrebbe finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto. È quanto sostiene la CGIA di Mestre, che ha analizzato i dati diffusi da Istat. Per saperne di più ci colleghiamo con il nostro Tommaso Stoppa dalla redazione di Venezia. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre, dove in mattinata è arrivato l'allarme della CGIA sul reddito di cittadinanza, con stime piuttosto scioccanti che riguardano quanti lavoratori in nero percepirebbero questo reddito. Si parla del 50% della spesa destinata alla misura, circa 3 su 6 miliardi di euro, e quindi della metà della platea, ovvero 2 milioni sui 4 che dovrebbero ricevere il reddito di cittadinanza. Queste le stime del Centro Studi degli Artigiani, basati su dati Istat, che vedono circa 3,3 milioni di lavoratori in nero, a cui poi il Centro Studi della CGIA ne toglie 1,3 perché sono pensionati oppure persone che svolgono anche attività regolare, quindi devono essere eliminati dal calcolo. Restano 2 milioni che, come si diceva, sono la metà del totale, una cifra veramente impressionante. La regione che subirebbe di più questo fenomeno è la Calabria, seguita dalla Campania e poi dalla Sicilia al terzo posto, mentre dove ci sono meno lavoratori in nero e quindi meno riceverebbero ingiustamente questo reddito sono innanzitutto il Friuli Venezia Giulia, poi la Lombardia e al terzo posto il nostro Veneto. Questi i dati basati sulla statistica. Le reazioni politiche sicuramente non si faranno attendere e vi terremo aggiornati su tutto questo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie e buon lavoro anche al collega Tommaso Stoppa. Parliamo di influenza e purtroppo del primo decesso causato dall'influenza in Veneto. Si tratta di un padovano, l'uomo per la verità aveva alcune patologie gravi e non si era vaccinato, e per chi non lo avesse fatto i medici consigliano di farlo al massimo entro la prossima settimana. Sentiamo. La prima vittima veneta dell'influenza è un 71enne di Albignasego, alle porte di Padova, affetto da alcune patologie croniche molto gravi e deceduto la vigilia di Natale all'ospedale Euganeo. Questa persona però era una persona anziana e noi diciamo a rischio. Cosa vuol dire? Una persona che aveva delle malattie croniche e anche gravi. Dalla storia che siamo riusciti così a capire, lui ha contratto l'influenza e questa ha aggravato le sue malattie già gravi e che non è riuscito a superare. Non si era vaccinato? Da quello che abbiamo verificato non era stato vaccinato né da noi né dal suo medico di famiglia. La vaccinazione anti-influenzale avrebbe attenuato i sintomi dell'infezione, avrebbe permesso al 71enne di superare in modo meno dannoso lo stato influenzale. Quando una persona cardiopatica, una persona diabetica contrae l'influenza, la sua malattia si scompensa. Quindi il vaccino serve per permettergli di superare, non di annullare completamente il rischio, però di superare la malattia. Siamo in pieno periodo influenzale, ma non ancora nel picco, che è previsto per la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. Ad anziani, bambini e malati cronici gravi rimangono pochissimi giorni per vaccinarsi contro l'influenza. Tenete presente che il vaccino ha bisogno di 10-15 giorni per avere effetto, quindi chi vuole vaccinarsi ed evitare il picco della malattia che abbiamo detto che è a fine mese dovrebbe vaccinarsi entro la settimana prossima.
Siamo nelle ore che precedono l'accensione di moltissimi panevin, non solo in provincia di Treviso, ma in tutta la regione. Sapete che però l'accensione dei fuochi ha scatenato il solito polverone di polemiche per l'inquinamento da polveri sottili, da PM10 e polvere dell'aria e del pulviscolo che si espande nell'aria. A proposito di inquinamento ha fatto discutere invece a Treviso la nuova ordinanza del sindaco Conte sui panevin, per l'appunto, riviste le limitazioni che erano state inserite dalla precedente amministrazione per ridurre l'inquinamento atmosferico. Sentiamo. Il panevin è una tradizione storica che non può essere interrotta sicuramente per timore di inquinare una sera un po' di più. Una tradizione intoccabile secondo il sindaco Conte, che alla luce di questo ha riscritto l'ordinanza che regolamenta i panevin. È un'ordinanza di buon senso che va incontro alle esigenze degli organizzatori di questa tradizione e rispetta anche le sensibilità di chi magari il panevin non lo apprezza proprio. Riviste anche le dimensioni delle pire. Sono molto più di buon senso e soprattutto allineate alle esigenze degli organizzatori. Insomma, sono dei panevin di base 3, altezza 3,5, quindi assolutamente normali come siamo abituati a vederli. Faceva un po' sorridere l'ordinanza che li limitava al 1,5 metri, come se il 1,5 metri non producesse le stesse polveri sottili. Dimensioni aumentate dunque rispetto all'ordinanza della precedente amministrazione, ristretti invece i tempi del panevin. L'attenzione comunque noi l'abbiamo rivolta nei confronti degli organizzatori, invitandoli comunque a spegnere quei resti del panevin a mezzanotte, in modo tale che i fumi vengano contenuti e limitati. Quindi alla fine la dimensione è un po' più grande, ma con un orario un po' ridotto riusciamo a contenere quegli sforamenti delle polveri sottili che però non devono preoccupare. Con l'augurio di un buon panevin a tutti voi, ora vi lascio alle previsioni del tempo, perché noi ci fermiamo qua e torniamo questa sera alle 18:30 puntuali, sempre naturalmente su Antenna 3. Buon proseguimento di giornata, buon pomeriggio a tutti. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni nella giornata del 5 gennaio. Sul Veneto, la costanza e presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile. Tuttavia, al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addessamenti sulle coste. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -3 e -1 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.